Rieccoci in studio, prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Lui diventa Silvia, lei diventa Alessandro. Adesso questa coppia ha deciso di sposarsi, una storia che viene da Padova. Lei una volta si chiamava Gianluca, lui si chiamava Lisa, ora Gianluca è diventato Silvia e Lisa è diventata Alessandro. Si amano, vivono a Padova e presto convoleranno a nozze. Una storia d'amore che i due raccontano dopo aver affrontato un percorso di cambiamento importante. Entrambi infatti hanno deciso di intraprendere la strada del cambiamento di genere. Le operazioni in Italia per Silvia, quelle in Belgio per Alessandro, poi alla fine è arrivato l'incontro che ha segnato la vita dei due. Si sono conosciuti e innamorati e Silvia da Roma si è trasferita a Padova dove Alessandro vive da sempre e lavora in un'azienda. Ora sono in attesa di sposarsi. Un nuovo premio per Treviso e anche per il Veneto, è quello dedicato al giornalista vicentino Goffredo Parise, che diventò di fatto trevigiano innamorandosi del Piave e della sua casa delle Fate. Proprio Salgareda con provincia di Treviso, Regione Veneto e Ascom Trevigiana sostengono questo concorso dedicato ai giornalisti che raccontano al mondo le nostre terre. Goffredo Parise è un elemento fondamentale con il quale ragionare, raccontare di ciò che noi siamo. Un premio giornalistico per chi racconta il Veneto. Cronisti e reporter di testate nazionali che concorreranno fino a metà luglio con lavori che documentino luoghi e situazioni dei nostri territori. È solo una delle 3 sezioni della prima edizione del premio Goffredo Parise, presentato oggi e che si terrà al Teatro Comunale di Treviso il 21 ottobre prossimo. A decidere i lavori, in parte già giunti alla segreteria, da tutta Italia una giuria di altissimo livello. Di forti appeal, ci sono nomi prestigiosissimi, il professor Cesare Di Michelis, presidente della giuria, il presidente del Touring Club italiano Franco Iseppi, Riccardo Iacona, Corrado Augias e Paolo Mieli. 3 le opere che risulteranno vincitrici, di carattere nazionale, una sezione audiovisiva e una su quotidiani e periodici, mentre la terza vincitrice potrà essere un lavoro video di carta stampata ma dedicato esclusivamente al Veneto. Se vogliamo che la gente al di fuori del Veneto ci ascolti, servono dei mediatori, degli ambasciatori che siano credibili. Noi li abbiamo scelti uno per uno con il lanternino, attenzione, cambiando le regole del gioco. Il presidente è un veneto, un veneziano, Cesare De Michelis, quindi per la prima volta forse il Veneto vuol raccontarsi all'esterno usando il proprio dialetto e questa mi pare una grande innovazione. Presidente di giuria che ha le idee ben chiare sulla comunicazione. Questo è un premio Glocal e quindi riconosce l'esistenza della globalizzazione, quindi anche le radici uno se le può scegliere e costruire da sole e questo è molto importante perché se no la tradizione diventerà condanna. Siamo in chiusura solo per ricordarvi l'appuntamento di 20 e 10 questa sera, una puntata speciale perché vi riproporremo la puntata andata in onda martedì scorso, quando ospite in studio unico c'era Paolo Noventa, il fratello di Isabella Noventa, la vittima del terribile omicidio che ha fatto discutere e fa ancora discutere nel Padovano, ma non solo, quindi un colloquio, una serata, insomma un incontro per parlare anche di tanti retroscena di questa terribile vicenda. Da non perdere dunque la riproposizione dell'intervento, della presenza in studio 20 e 10 di Paolo Noventa, quindi per parlare di quel terribile omicidio. È davvero tutto per questa prima edizione dei nostri notiziari, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Sabato all'insegna del bel tempo e del caldo ovunque sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto continua la presenza dell'anticiclone africano Caronte, sole prevalente e cielo sereno su tutte le province, salvo una locale nuvolosità sul Bellunese. Temperature massime comprese tra i 31 e i 38 gradi, con valori più alti sul Veronese e sul Rodigino, minime a 20-22 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, sempre bel tempo, ampio soleggiamento e cielo sereno un po' ovunque e rara nuvolosità. Temperature massime comprese tra i 32 e i 35 gradi, minime attese sui 21-22 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, bel tempo prevalente anche qui, caldo e cielo sereno poco nuvoloso su tutto il territorio regionale.
Temperature massime comprese tra i 35 e i 37 gradi, valori notturni previsti sui 19-20 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli e sudorientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci! Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.